Lotta all'inquinamento dell'aria. Dopo un anno e mezzo di lavoro, gli assessori all'ambiente di 6 dei 7 capoluoghi veneti hanno sottoscritto un protocollo che li impegna a portare avanti azioni comuni, a cominciare dalle ordinanze antismog invernali. I comuni fanno dunque massa critica, sanno che unendosi e andando al di là delle rispettive appartenenze politiche possono avere più peso in regione e chiedere che alla battaglia per il miglioramento della qualità dell'aria concorrano anche i comuni minori. Avremo bisogno sicuramente della regione che ci dia un grande supporto per convincere anche i comuni un po' più riottosi a noi vicini per applicare questo tipo di protocollo e quindi andare nella direzione della sostenibilità ambientale e della salute dei propri cittadini. Noi ci crediamo molto in questo, quindi andremo alla regione, chiederemo un forte aiuto e siamo sicuri, conoscendo quelli che sono gli indirizzi regionali, che otterremo sicuramente un grande supporto dall'assessore e dal governatore. Presenti alla firma, oltre a Treviso, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno, assente è Venezia, ma il lavoro per coinvolgere il capoluogo lagunare proseguirà. Tra le prime iniziative una forte campagna di promozione che coinvolgerà con un premio anche il mondo commerciale sostenuta economicamente da Unioncamere e Camera di Commercio Treviso-Belluno. Ai negozi dei centri storici verrà chiesto di chiudere le porte per non far funzionare a dismisura caldaie e condizionatori. Un bando di idee per una campagna pubblicitaria positiva per quei negozi che terranno chiuse le loro porte sia d'inverno che d'estate, ed è una sfida questa che lanciano, una sfida in positivo, perché lo dico ai commercianti, lo dico ai negozi, questo ci chiedono i cittadini, ci chiedono di poter accedere a dei servizi, a dei beni che siano sostenibili. Non è dunque un sacrificio per il mondo produttivo e turistico quello di adeguarsi alla sostenibilità, anzi siamo di fronte a un vero e proprio cambio di mentalità. Vanno in cerca di trovare un brand aziendale che faccia evidenziare che c'è un'azienda che è impegnata nel green, che è impegnata contro l'inquinamento. Direi che al giorno d'oggi questi elementi qui sono quelli che ti fanno vendere di più.